La Delta Informatica Desper Supermercati Trentino Rosa tornava in campo dopo oltre un mese a causa del Covid. Ultima partita il 16 dicembre a Brescia. Covid che ha colpito la maggioranza della squadra e che sta ancora tenendo lontano dal Trafex Piani, l'opposto titolare, Trevisan. Mentre l'Imocco Volley Conegliano ha potuto svolgere la sua settimana standard di allenamenti in preparazione della partita, con la sola Silla non a referto per un problema alla spalla e Folì che vedevamo indossare la maglia di secondo libero. L'andamento del match è stato a senso unico con i parziali di 18-25, 15-25 e 17-25. Nel primo parziale Conegliano si presenta con la diagonale Gennari al palleggio e Gischello opposta, MVP alla fine dell'incontro con 21 punti, le due americane Ile Adams in posto 4 al centro Far e De Cruyff. Mentre Trento risponde con Cumino al palleggio, Melli nell'edito ruolo di opposto, Dodorico e Marconi in posto 4 con Furlan e Pizzolato al centro della rete. Il turno al servizio dell'opposto conegliano crea subito un buon break per la sua squadra e la timida rimonta di Trento produce solo 18 punti complessivi a referto. Confermati i sestetti nel secondo set che segue la falsariga del primo nonostante qualche tentativo a parte di Trento soprattutto all'inizio 3-0, poi dal 5-8 Conegliano prende il largo fino al 15-25 finale. Nella terza ripresa Trento presenta Ricci in cabina di regia e Bisi opposta che già avevano fatto il doppio cambio temporaneo anche nei primi due set. 6-8, 10-16, 12-21 i parziali prima del 17-25 finale. Tabellino dell'incontro vede Trento Marcone con 5 punti, Dodorico 10, Pizzolato 1, Furlan 4, Melli 7, Bisio 2. Conegliano con Gischel 21, De Cruyff 7, Adams 13, Gennari 4, il 10, Far 5. Prossima partita giovedì qui al Sambapolis contro la Unet e Work. Busto Orsizio.